Nella vita, sempre in qualsiasi contesto, mi sono assunto responsabilità che a volte non avevo, giusto perché ritenevo che chi fosse il leader in quel momento dovesse farlo. E quindi non scapperò neanche questa volta se dovesse essere una responsabilità in più da prendersi. Pronto all'eventuale plotone di esecuzione se alla fine, come sembra, il commissariamento arriverà. Pronto, ma con il petto in fuori, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, che in una settimana di post-voto si è visto arrivare addosso diverse frecce avvelenate dal suo partito. Vede alla voce Elena Donazzan, proprio a Ring. Io credo che ci siano conseguenze per forza. Abbiamo disatteso le aspettative. E allora De Carlo parla, ribadendo ciò che aveva detto a caldo subito dopo il voto, che i meloniani non avessero il candidato governatore, decisione presa peraltro a Roma, e nemmeno un governatore uscente come Zaia capace di far registrare cifre che nessuno, a partire dagli analisti, si attendeva di questa portata. L'unico forse, qui c'è una pecca sì, di aver suggerito io alla Lega in tempi non sospetti e aver detto se avessi un fuoriclasse come Luca Zaia io lo schiererei capolista in tutte le province, ma era nella natura delle cose, era una cosa naturale. E, sottolinea, nessuno pare ricordare i dati positivi per Fratelli d'Italia, a partire dai voti. Sono raddoppiati rispetto al 2020, quasi raddopieremo il numero degli eletti, con un accordo fatto prima delle elezioni aumenteremo la nostra rappresentanza in giunta. Potevamo fare meglio? Tutti possiamo sempre fare meglio, però se guardiamo l'incidenza delle preferenze, anche al netto delle preferenze per Luca Zaia, Fratelli d'Italia ha dato più preferenze ai propri candidati. Significa che le liste scarse non erano, anzi erano liste molto forti. Cos'è mancato? È mancato il voto d'opinione. Quello che alle politiche alle europee si sposta su Giorgia Meloni e quello che alle regionali è rimasto sul partito che poteva candidare il governatore. E a proposito di liste, il sasso che si toglie dalla scarpa riguarda proprio quell'area vicentina alla quale appartiene Elena Donazzan. La provincia di Vicenza, tra l'altro, è l'unica provincia che ha portato... No, ma è l'unica provincia che ha riunito il coordinamento e che ha scelto i 9 all'unanimità. Quindi quei 9 che sono stati scelti con il voto di tutti, tant'è che doveva essere la provincia che esponeva il risultato più forte. E invece? No, invece mi pare che sia in linea con il risultato regionale. Basteranno le analisi a evitare la resa dei conti? E credo che a pochi interessi il destino della leadership di Fratelli d'Italia, tranne a chi magari ha in qualche maniera un interesse diretto. Di ricoprirla al suo posto. Io invece, siccome sono abituato a non giudicare, ma soprattutto un'altra cosa che io non farò mai, né sotto né sopra. La cultura dello scaricabarile non fa parte della mia cultura.